Conquista il poker stagionale in fatto di derby l'Igor Gorgonzola Novara, che si impone sulla Bosca San Bernardo Cuneo per 3-1, stesso risultato dell'andata, con Cuneo che conquista il primo set, lotta nei successivi due e poi si spegne nel quarto e decisivo. La prima frazione si apre con Cuneo che conduce costantemente, sfruttando muri e fast. Solamente sul finale Novara riesce a ricucire lo svantaggio e riaprire i giochi dal 21 pari, forte del servizio forzato di Hancock. Alla fine sono però le padrone di casa, con Bisi sugli scudi, a chiudere il parziale 25-23. Il secondo set vede invece Chirichella e compagni decisamente più compatte, con percentuali in attacco decisamente più alte, che costringono coach Pistola a esaurire i suoi timeout discrezionali già sul 13-16. Nonostante più errori a servizio, sarà proprio Novara a chiudere con il risultato di 25-16. Cuneo rientra in campo nel terzo set con grande cattiveria agonistica e riesce da subito a imporre il proprio gioco, costringendo Novara a fare turnover del suo roster. Ma il finale di set, giocato punto a punto, a infiammare un palo bibanca ancora vuoto, a suon di set point annullati da entrambe le parti. Alla fine Novara si aggiudica il parziale ai super vantaggi 30-28. Il quarto set è di fatto a senso unico per Novara, nonostante l'avvio di Cuneo che costringe coach Lavarini a fermare il gioco sull'1-5. Complice l'infortunio lieve al ginocchio per Ungureanu, fino a quel momento protagonista biancorossa e indiscussa, la formazione di casa si perde e nemmeno i numerosi cambi riescono a riportare ordine. Novara chiude così con un perentorio 25-14. E sarà Bonifacio ad aggiudicarsi il titolo di MVP con i suoi 16 punti, di cui 5 muri e il 79% in attacco. Per Novara 3 punti che consolidano così la seconda posizione in classifica. Era davvero molto importante fare questi punti, questa partita è stata tosta, lo sapevamo, loro difendono molto e noi ogni tanto perdiamo un po' di pazienza, quindi magari ci facciamo scivolare un po' le situazioni, però ora siamo state brave a mantenere la calma, la pazienza e a riuscire a fare il nostro gioco. Una partita di ritorno fotocopia, il primo set anche nella partita d'andata 25-23, poi avete preso un po' lo slancio e avete combattuto davvero tanto, a parte questo quarto set forse un po' influenzato anche dalla situazione. Su cosa allora si può davvero lavorare per quest'ultima parte di stagione? Sicuramente è capitato diverse volte che il primo set l'abbiamo lasciato sempre un po', cioè dobbiamo cercare di avere un approccio un po' più aggressivo e entrare in campo da subito, non quando magari l'avversario ci mette in difficoltà, ma dobbiamo essere noi a imporci comunque a non subire le situazioni.